Per me è un onore poter ospitare tutti i volontari e le volontarie della Protezione Civile. Rossano è aperta a qualsiasi tipo di manifestazione, queste in particolare. Volontari della Protezione Civile a rapporto a Villa Caffo di Rossano Veneto per tracciare un piano delle attività per il nuovo anno e fare il bilancio di quello appena concluso. Di certo, ha dichiarato il coordinatore della Protezione Civile dell'Ana Montegrappa, Fabrizio Busnardo, fondamentale restano la preparazione e la formazione. Essere volontario oggi, ha detto, è estremamente delicato e la mente è corsa immediatamente a quanto accaduto a uno dei volontari delle Penne Nere, finito sotto inchiesta dopo un incidente stradale costato la vita a un uomo durante un'operazione di soccorso. In quell'occasione era stato annunciato in maniera provocatoria uno sciopero del volontariato. Busnardo non ha dubbi in proposito. Essere volontari oggi occorre essere preparati e utilizzare sempre la testa attaccata a tutto il resto del corpo, quindi ci vuole prudenza e ci vuole professionalità e ci vuole preparazione. L'emergenza ha bisogno prima dei professionisti dell'emergenza, noi volontari andiamo a supporto dei professionisti. Volontariato da sempre forza del nostro territorio, una forza da far crescere nei giovani sin dalle scuole, anche attraverso il rilancio del servizio militare, dice l'assessore regionale Donazzan. Tornare nelle scuole a dire loro: guardate che alla fine dei 5 anni, quando avrete un diploma, non è finita lì, c'è qualcosa in più, e credo che anche la formazione per il servizio alla patria, un senso del dovere, possa aiutare. Nel Veneto si è sempre dimostrato un grandissimo cuore, una parte di solidarietà e generosità insomma molto grande, molto marcata, che fa parte del DNA dei veneti. Da parte mia e di tutti i miei concittadini un grazie di cuore e viva il volontariato.